Buonasera al pubblico nell'Aula Morgagni del Policlinico di Padova, buonasera al pubblico di Telechiara. Subito la parola a padre Mario Cimanna, assistente degli ex alunni dell'Antonianum, per aprire questo corso di cultura 2011. Diamo il benvenuto a tutti i presenti. Iniziamo questa sera il nuovo corso di cultura per l'anno 2011, Cristianesimo e società civile. Per noi questo incontro è particolarmente significativo perché coincide col trentennale di questa iniziativa. È dunque un momento importante che abbiamo voluto sottolineare aggiungendo ai soliti 5 incontri una tavola rotonda che si svolgerà questa sera sotto la guida della dottoressa Maria Luisa Vincenzoni, nota giornalista televisiva. Il tema che verrà trattato è gli attacchi a Papa Ratzinger. Perché? Siamo dunque in pieno nel clima corrispondente al titolo di questo ciclo di conferenze, Cristianesimo e società civile. Potremmo dire che un'anticipazione del corso con una sfumatura polemica che speriamo non venga esasperata. Alla signora Vincenzoni e ai 4 direttori di giornale l'augurio di un serio e fruttuoso dibattito e al pubblico di nuovo un cordiale benvenuto. Grazie padre Cimanna. Dunque vi presento i nostri relatori, ospiti, interlocutori. Sono Giovanni Maria Vianna, direttore dell'Osservatore Romano, il direttore del Mattino di Padova, Omar Monestier, e il vice direttore del Corriere del Veneto, Massimo Mamoli. Perché gli attacchi a Papa Ratzinger è un titolo che in qualche modo sottende, come diceva padre Cimanna, anche la possibilità che vi sia in qualche modo una regia. Non si intende con questo titolo alimentare certo un cospirazionismo non realistico, tuttavia non si vuole neppure sottolineare il fatto che talvolta ci possa essere anche una punta di malizia nei fraintendimenti o nelle catastrofi mediatiche, così è stato detto da alcune, che hanno contrassegnato soprattutto le prime battute di questo pontificato. Direttore Vianna, lei pensa a una possibile regia di attacchi, ma del resto sono attacchi che vengono anche da parti diverse e in occasioni diverse? No, non c'è nessuna regia, non sarebbe materialmente possibile, insomma, al di là poi del fatto che, come diceva lei, vengono da parti diverse. Partiamo forse dall'episodio come dire, che ha affacciato con maggiore forza il tema delle polemiche, il discorso di Ratisbona. Papa Ratzinger, da quel raffinato teologo che è, ha citato l'imperatore Emanuele II, paleologo, in un passo in cui in un dialogo con un dotto, un sapiente persiano, dice che in alcun modo la religione può divenire strumento di violenza. Questo passo, estrapolato dal suo contesto, ha dato adito a dure polemiche, è stato visto come un attacco al mondo islamico. Ancora, direttore Vianna, le chiedo, era uno scivolone che poteva essere evitato, però il Papa sembra aver voluto mantenere questo passaggio. Sì, esattamente. Non si tratta, a mio avviso, di uno scivolone, anche perché lei ha riassunto bene la sostanza di questo punto della lezione di Ratisbona, una lezione universitaria tenuta da un antico docente su fede e ragione. Un discorso che è facilmente accessibile perché tutti i testi papali e della Santa Sede sono disponibili in diverse lingue nel sito della Santa Sede, il famoso, perlomeno, Vatican.va, quindi chiunque può controllarlo. Si tratta di un testo che è più rivolto
al cristianesimo occidentale, in particolare, adesso qui sarebbe un po' lungo addentrarsi, in particolare al protestantesimo, al cristianesimo di tradizione protestante, sul problema della ellenizzazione del cristianesimo, che è un tema ricorrente nella storia cristiana, all'interno del quale Benedetto XVI ha citato questo brano, questa espressione di questo imperatore bizantino che, sconfitto dai turchi, interloquisce con questo sapiente persiano e rivendica la razionalità della tradizione cristiana nei confronti di quella islamica, non perché quella islamica sia, perlomeno nella autorappresentazione, meno razionale. È notorio che l'Islam si presenta come religione più razionale, più semplice, ritiene di essere la terza e definitiva rivelazione. Scusi se la interrompo, direttore Viani. In effetti anch'io ho pensato che il Papa pensasse più alla violenza che ha attraversato per motivi religiosi o fatti passare come tali il mondo cristiano piuttosto che quello islamico. No, non si tratta di violenza nel mondo cristiano, si tratta semplicemente di una proposizione che il Papa aveva già espresso l'anno prima a Colonia, nel suo primo incontro con i musulmani, e che aveva anticipato nel messaggio, siamo quindi a agosto, Ratisbona è settembre 2006. Questo primo incontro con i musulmani avviene nell'agosto 2005 e viene anticipato dal messaggio che il Papa indirizza il secondo giorno del suo pontificato, il 20 aprile, rivolto alle altre religioni. In sostanza il Papa dice una cosa molto chiara e molto semplice: bisogna rifiutare la strumentalizzazione violenta della religione, bisogna rifiutare, bisogna, diciamo, coalizzarsi contro i terroristi, contro chi usa la violenza, chi fa uso della violenza dietro il pretesto della religione. E questa è una linea che ha mantenuto assolutamente in modo, direi, coerente fino agli ultimi interventi di qualche giorno fa. È in contrasto con la natura di Dio e la natura dell'anima. Esattamente, quindi nessun incidente. Il problema è che, e qui sarebbe interessante sentire cosa ne pensano i miei colleghi, che le agenzie, che sono un po' le nostre dittatrici, le dittatrici anche dei giornali, si potrebbero fare 1000 esempi, hanno... Però non è valido dare la colpa alle semplificazioni delle agenzie. Non è valido, e questo di fatto succede. Naturalmente non è la colpa delle agenzie, che devono vendere e quindi le sparano sempre più grosse, però non tutti i direttori delle agenzie pensano così, anzi cercano di frenare questa deriva. Sì, sentiamo cosa ne pensano gli altri direttori. Ecco, un Papa che da teologo raffinato deve comunque anche farsi interpretare. È un Papa che mediaticamente funziona in modo assai diverso dal suo predecessore, che con gesti di grande efficacia sapeva anche fare appello all'emotività e quindi riscuotere un grande consenso. Ratzinger dà l'impressione di un distacco anche elegante, anche raffinato, anche molto di testa, tuttavia diciamo non buca il video come faceva Giovanni Paolo II, né ha uno spin doctor che possa gestire la sua comunicazione come era Navarro Valls. C'è padre Lombardi che con grande equilibrio
dirige la sala stampa della Santa Sede, però per scelta, diciamo, non ha un'investitura di fatto, anche se il mandato non si configura formalmente come diverso, non ha un'investitura così forte come quella che aveva il dottor Navarro. Monastier. E questo è un bene. Per un Papa che vuol fare il Papa, e con ciò non esprimo in nessun modo un giudizio sul pontefice che lo ha preceduto, ci mancherebbe altro, per un Papa che mette la forza della parola e del suo messaggio al centro di tutta la sua vicenda personale e religiosa, fare meno show e fare, mi permetto una brutta espressione, ma stare più concentrato sulla dottrina è fondamentale. Io commentavo prima con Diane, sono fresco di lettura dell'ultimo libro intervista che è uscito, lo sapete, qualche settimana fa, prima di Natale, e sono rimasto veramente stupito dalla durezza della linea teologica espressa dal Pontefice. C'è un passaggio netto, una cesura netta con un certo modo di fare comunicazione attraverso la religione. Questo non è un Papa che pone la comunicazione della religione al centro del suo mandato, ma al contrario, mette la religione al centro del suo mandato, che non è una cosa così banale, non è un gioco di parole. Ma non è un non atteggiamento è così... vagamente premoderno, lasciare la comunicazione relegata nel novero delle futilità, delle cose tutto sommato non prioritarie? Ma no, è il contrario. Questo Papa dice: noi non siamo un oggetto di moda, non siamo un oggetto di discussione, noi rappresentiamo alcuni valori e questi non sono negoziabili, non sono discutibili, e quando ha usato quell'espressione all'inizio del suo mandato, quando ha parlato di come dire, di contenimento del relativismo come uno dei principali messaggi da mandare, aveva già detto tutto. Lì si è capito che cosa sarebbe stato. Il Papa rivendica con forza la purezza della sua dottrina, non cede e non scende a compromessi su questioni largamente dibattuti, soprattutto nella società degli stati laici. Penso per esempio alla questione annosa del celibato, insomma tutte queste discussioni che non sto qui a ripetere per non annoiarvi. Nel momento in cui punta in maniera così chiara la sua direzione, è normale che abbia, come dire, che subisca una serie di reazioni. E devo anche dire che c'è un luogo comune su Ratzinger, soprattutto quando viene paragonato a Wojtyla. Non è vero che questo Papa non è un comunicatore. I suoi viaggi sono stati moltissimi, molti magari non li abbiamo visti perché si è concentrato su paesi, viene da dire di nuova evangelizzazione, per usare anche qua un'espressione impropria. Ha lavorato molto su terreni nuovi dove la Chiesa è ricca e fertile. È chiaro che stando in Europa questa dimensione magari facciamo un po' fatica a vederla. E i suoi raduni sono oceanici, anche quelli che hanno avuto per protagonisti giovani che teoricamente potrebbero essere più influenzati da messaggi come dire futili, da messaggi mediatici, da messaggi poco profondi. Non è così, basta vedere quello che è successo in Australia per esempio. E chiudo una cosa, il discorso di Ratisbona va, per ritornare sul punto di prima, va anche inquadrato nel luogo fisico in cui è stato pronunciato. Questo Papa non ha un facile rapporto con il suo paese d'origine, non solo per colpa sua, ma anche per come è strutturata la società nel suo paese. L'accoglienza di quel discorso lì è stata diversa da come sarebbe stata fatta in un altro posto. Così come nel suo paese d'origine, in particolare la cancelliera Merkel, non è piaciuto il controtempo, diciamo così, e contrattempo che si è verificato in occasione della revoca della scomunica ai lefebvriani, un gesto che poteva essere accolto e messo in conto come pacificazione per chiudere una lunga polemica, però visibilmente ipotecato dalle dichiarazioni negazioniste di Williamson, e lì bastava veramente un paio di click in internet per aggiungere 4 righe alla revoca della scomunica e dire Massimo Mamoli, naturalmente non si condividono le posizioni di Williamson. Questo non è stato fatto ed è stato anche affacciata l'ipotesi che si sia veramente trattato di una buccia di banana messa sotto il Papa. Beh, effettivamente questo forse è l'unico caso in cui, per stessa ammissione del Papa, che poi ha chiarito il suo pensiero, forse questo è l'unico caso che noi possiamo considerare seriamente come un caso di, come dire, di ritardo nell'informazione, nella comunicazione, che ha provocato degli effetti negativi.
lui stesso ha ammesso effettivamente che forse se fosse bastato un click, insomma, questo non sarebbe successo. Francamente in tutti gli altri casi che si annoverano, che vengono ricordati. Possibile mai che in Curia a nessuno sia venuto in mente di dare un'occhiata in internet? Questo io non lo so, però è l'unico caso in cui lui ha ammesso che c'è stato un errore da parte della comunicazione diciamo nella trattazione di questo tema. Il caso Williamson effettivamente è stato una gaffe, questo non lo possiamo negare. A mio modo di vedere il tema della comunicazione della Santa Sede, del pensiero del Papa, ha due ordini di problemi. Da un lato è innegabile che comunque molto spesso ci troviamo di fronte, su questo sono d'accordo con Vian, e lui insiste molto sui fondi che fa sull'Osservatorio Romano. Effettivamente la rappresentazione che viene data del suo pensiero non corrisponde al suo pensiero, c'è anche un problema di strumentalizzazione del suo pensiero, però io pongo anche un problema di critica, pongo anche una critica su questo, faccio un po' l'avvocato del diavolo, cioè forse è sbagliato pensare che come dire, le parole del Papa parlino per se stesse, cioè come dire siano chiare per il nintore del suo ragionamento, cioè senza la mediazione di una traduzione che invece secondo me è indispensabile. Probabilmente non sarebbe successo un caso Ratisbona se ci fosse stato qualcuno, come in questa sede il direttore dell'Osservatorio Romano, che spiegasse il contesto in cui questo discorso è stato fatto. E questo, secondo me, questo aspetto si replica in moltissimi altri casi. Il punto è che non c'è tempo per fare delle glosse. Finisco il concetto. Cioè, voglio dire... Dopo il famoso caso accostamento, pedofilia, omosessualità, dichiarazione malintesa, malinterpretata di Bertone, ad un certo punto uscì questo fondo sul Sole 24 Ore dove si disse effettivamente, come dire, ad ogni dichiarazione consegue una correzione, non dico una smentita, ma una correzione. Allora si pone effettivamente un problema di comunicazione. Lo stesso Monsignor Celi, Presidente del Pontificio Consiglio della Comunicazione Sociale, ha detto effettivamente c'è un problema di coordinamento nella comunicazione sociale quando si parla del pensiero del Papa, ma non perché come dire, cioè, fatto salvo come dire, le strumentalizzazioni, perché forse manca questo come dire, filtro interpretativo del suo pensiero. Vedo difficile riuscire a dare, accanto a ogni dichiarazione del Papa, una spiegazione quando sappiamo benissimo che le notizie viaggiano in tempo più che reale. Ad esempio, le dichiarazioni sul condom in Africa, ancora una volta avulse da un discorso più generale sul fatto della lotta alla povertà e alle politiche familiari corrette, è arrivato nelle agenzie prima che il Papa e tutti gli inviati sull'aereo papale mettessero il piede fuori dall'aereo, perché esistono i telefoni, perché ormai la comunicazione viaggia in modo molto molto veloce, io credo, direttore Vianna, quindi io non so quanto sia emendabile questo problema di comunicazione che si continua. Guardi, a Ratisbona io non c'ero perché sono arrivato all'Osservatore dopo, ho comunque ricostruito, come le dicevo, più o meno, sono abbastanza convinto della ricostruzione che ho fatto. Sull'aereo che stava volando verso l'Africa c'ero e era chiarissimo che il Papa non ha detto quello che un'agenzia di stampa francese, ancora una volta un'agenzia di stampa, ha riassunto brutalizzando un ragionamento che il Papa ha fatto in maniera fiduciosa. In che senso? Fiduciosa nei confronti dei suoi interlocutori,
Lui ha esposto un ragionamento convinto che gli interlocutori l'avrebbero capito al suo livello. Cioè lui non voleva naturalmente affermare quello che gli hanno attribuito. Sì, non aiuta molto neanche la costruzione del periodo, cioè è un ragionamento quello che fa il Papa che si dipana in modo molto ordinato. Non è una comunicazione modulare a blocchi. Il Papa ha semplicemente detto che il problema dell'AIDS non si risolve con il preservativo, nemmeno in Africa. O forse tanto più in Africa, perché ha fatto un discorso più ampio, ha detto vado in Africa anche per sostenere tutto quello che la Chiesa Cattolica sta facendo contro l'AIDS, sostenendo innumerevoli opere e cercando di trasmettere un'idea alta della sessualità umana. Quello che lui ha fatto anche, prima appunto Monestier mi diceva che è rimasto molto impressionato dal libro, quello che lui ha fatto anche in questo libro intervista. Tra l'altro hanno accusato l'Osservatore di avere proprio su questo punto violato l'embargo, un supposto embargo. È vero? Non è vero affatto, perché cos'è successo? I giornali in Germania e in Italia avrebbero anticipato 3 capitoli del libro domenica. L'Osservatore Romano non esce la domenica, esce il sabato pomeriggio. Cosa abbiamo fatto noi? Sapevamo quali erano i 3 capitoli anticipati, non abbiamo voluto tagliare l'erba sotto i piedi dei colleghi, tra l'altro nel Corriere della Sera, e abbiamo fatto una serie di anticipazioni a pioggia su tutto il libro, perché si concederà che l'Osservatore Romano, essendo il giornale del Papa, questo può farlo, rispettando appunto le anticipazioni degli altri. Solo per un caso ci siamo permessi di utilizzare una frase di uno dei 3 capitoli, la frase, perché era molto efficace, la frase che presenta la droga come bestia orrenda che avvolge il mondo. Ecco, quindi nessuna... Ma il discorso, per tornare al discorso del preservativo, del condom, il famoso condom, il Papa ripete lo stesso ragionamento, perché Sebald ha posto al Papa la stessa domanda che lei sta ponendo a noi. Dice, ma allora come stanno le cose? E il Papa ha svolto di nuovo tutto il suo ragionamento. Tra l'altro, ecco qui, si permetterà al direttore dell'Osservatore Romano di difendere il suo giornale. L'Osservatore ha sempre reagito, anche per Williamson, immediatamente. Cioè nel giro di 3 ore io ho scritto un editoriale dicendo che questo provvedimento, cioè la revoca della scomunica ai 4 vescovi tradizionalisti, o meglio lefebvriani, non significava un perdono sic et simpliciter, era semplicemente una mano tesa, perché era stata chiesta da loro, di rientrare, una mano tesa perché loro rientrassero in comunione con Roma a certe condizioni, accettare il primato romano, che implica l'accoglienza, l'accoglimento della tradizione. La tradizione non è che si ferma al 1962, la tradizione continua, la tradizione per Ratzinger, che è un teologo troppo raffinato per cadere in semplificazioni del genere. La tradizione non è un concetto statico, è una realtà dinamica. Tradizione significa appunto consegnare, trasmettere. Si trasmette se uno ha fiducia nel futuro. È il concetto di tradizione classico, ma diciamo, per venire a una figura carissima al Papa, è il concetto di Newman, è il concetto in qualche modo che storicizza anche il dogma.
Quindi e poi c'è la tradizione, le tradizioni cui appartiene, vada scritto per esempio il celibato. Ecco, proprio l'altro giorno il Papa ha ordinato sacerdoti cattolici, alcuni pastori o anche vescovi anglicani, e alla cerimonia hanno assistito anche moglie e figli, quindi questo appartiene alle tradizioni. E fra l'altro questo è un gesto che è stato visto con molto interesse accanto alla nomina a presidente dell'Accademia dei Lincei, delle scienze del premio Nobel per la medicina Werner Arber, che è un protestante. Quindi anche questo un segnale. È come se questo Papa, insomma, tirasse dritto per la sua strada senza troppo preoccuparsi delle ricadute immediate. La sensazione è questa, no? Fatto che lui in maniera molto forte lavori per l'unità dei cristiani, viaggio in Turchia, ma comunque l'ordinariato per far entrare gli anglicani fortemente, anche questo è stato un punto di attacco al Papa. Ricordiamo la celebre intervista al teologo Kung, stigmatizzata da quanto siamo lontani dalla realtà, dal suo editoriale, se non ricordo male. Cosa si saranno detti il Papa e Kung? Cioè, il fatto che lui lavori sull'unità dei cristiani è uno dei motivi per cui secondo me lui è sotto attacco, perché avere una Chiesa che ha una voce unica è più scomodo, perché è più incisiva. Questo è uno dei motivi, ritornando al tema del perché il Papa è attaccato, questo è uno dei motivi secondo me. Direttore Monestano. La sensazione che ho avuto io leggendo non tanto i resoconti giornalistici dei suoi viaggi, ma appunto alcuni suoi scritti, intanto che sono molto difficili da comprendere perché, come diceva Vian, alcuni passaggi sono molto raffinati, e per esempio il passaggio sul preservativo, che io qui non saprei riassumere in poche parole, è affascinante. Io sono rimasto molto colpito e devo dire che la sua spiegazione è molto convincente, perché mette in circolo molte dinamiche, non solo la corporeità, il rapporto con gli altri, insomma, non è una questione di rapporto sessuale, basta, entrano tutta un insieme di valori, però spiegati con una purezza di ragionamento che mi ha incantato. È una tesi che io non condivido, però letta e capita e compresa finalmente, al di là delle semplificazioni delle agenzie giornalistiche, in questo caso do ragione a Vian, che a volte ci sono, mi ha appunto affascinato, come dicevo prima. Però ecco, l'aspetto sul quale volevo soffermarmi un attimo è la chiarezza di alcuni punti fondamentali che vengono enunciati da questo pontefice. È un Papa di rottura, non è vero che la sua è una relazione di continuità con Wojtyla, c'è sicuramente molto di comune, visto che hanno lavorato e vissuto assieme per molti anni, anzi per alcuni decenni, però, come dire, ripropone la Chiesa con una forza rinnovatrice che credo non si vedesse da moltissimo tempo, e questo non piace evidentemente, soprattutto in una società profondamente secolarizzata come quella europea, e anche in paesi con grandi difficoltà come la Spagna, la Francia e l'Italia, dove la tradizione cristiana e cattolica in particolare è molto profonda, molto vivida. Posso fare una domanda? Sì, prego. No, mi interessa molto questo che stai dicendo, cioè siccome condivido molto questa visione, che differenza ci sarebbe su questo con Wojtyła? Ma per esempio anche sull'ecumenismo, cioè, come dire, i primati della Chiesa romana sono chiarissimi, e anche quando si parla di fare una rete, di mettere in relazione le varie chiese, è sempre evidente da che parte sta, come dire, anche qui uso una brutta espressione per semplificare, chi ha ragione. Cioè il pontefice ha dei punti cardine che sono, come dicevo prima, non negoziabili, che sono fortissimi, e che restituiscono per certi, ecco la parola, come dire, alla Chiesa una necessità di militanza attiva sul territorio che la toglie da una condizione di passività rispetto alla società laica. Non so se a me non è sembrata tanto una laicità positiva, se posso dire, mi è sembrato appunto una chiamata alle masse dei fedeli perché però tornino questo ad... è il tema che lui ha affrontato alle Ville Lumière con Sarkozy, no? Quindi il ruolo pubblico della religione.
Sì, però il desiderio che i cristiani tornino a farsi parte attiva, per esempio, che siano di nuovo protagonisti all'interno della società, io l'ho sentito fortissimo, come ripeto, non credevo di averlo sentito né intuito né letto neanche nei decenni precedenti. Ed è una chiamata, peraltro, che addossa grandi responsabilità ai cristiani. Che li pone in una situazione attiva e di impegno civile che credo che si sia francamente smarrita negli ultimi anni. Ecco, non so se ho risposto. No. È una domanda cattiva questa, Diana. Siccome hai detto tu. Non so, Wojtyla era bellissimo da vedere e da seguire, forse questo Papa è meno scenografico ed è meno percettibile a livello di fenomeno, ecco, però io lo trovo molto più pregnante sotto l'aspetto valoriale. Ecco, lui dice sempre, si mette sempre bene in guardia quando qualcuno gli fa la domanda a proposito delle differenze fra lui e Wojtyla. Sfugge molto chiaramente a questo confronto e lo vuole evitare, insomma si può anche ben capire. Ma a me sembra che ricorra a questo rovello, cioè questo tema del rapporto tra fede e ragione che non può essere. Comunque devo dire che pur, e rispondo a Vian così in maniera sintetica, poi cedo a Mamoli il microfono, e ho la sensazione che il pontefice riprenda completamente la scena anche sotto il profilo della dottrina, ecco. C'è qualcosa di più della sua missione pastorale, secondo me. A parte che condivido molte delle cose che ha detto il collega Monastier, però anche l'accostamento Giovanni Paolo II e Benedetto XVI è assolutamente improprio, perché sono cambiati gli scenari, e questo è uno dei motivi che spiegano il fatto che il Papa oggi, perché in questi anni il capo della Chiesa è sotto attacco e non Giovanni Paolo II. Cioè poi in fin dei conti anche su il tema per esempio molto scomodo degli appelli alla giustizia sociale è in continuità con Giovanni Paolo II. Nella Caritas Veritate io ritrovo degli elementi che vengono richiamati molto spesso negli interventi di Giovanni Paolo II. È lo scenario che è cambiato, cioè su questo io concordo con Alain Besançon che avete intervistato voi, cioè Giovanni Paolo II era in questa epoca delle folle oceaniche, era il Papa vittorioso sul comunismo e aveva dalla sua parte la società moderna, e quindi in quel momento forse, tra virgolette, una malizia, non conveniva far saltare il tappo. Questa lotta contro il comunismo ha rimandato il confronto brutale con la società moderna. Oggi invece Benedetto XVI si trova dall'altra parte, contro di sé, buona parte della società moderna, perché il suo sostenere la ragione, il suo cercare di, come lei dice, lanciare dei ponti tra il razionalismo che esclude la trascendenza e la ragione è scomodo. E quindi, usando sempre le parole di Besançon, cioè ci sta piuttosto un paragone tra Montini, che si trovò dopo il concilio a dover fronteggiare una chiesa in autodemolizione, e un Benedetto XVI che si trova invece a fronteggiare una società nel suo complesso in autodemolizione. Mi sembra interessante questo. Sì, io prima di fare il direttore dell'osservatorio, ho insegnato per parecchi anni all'università e ho sempre seguito, poi sono più vecchio dei miei colleghi, quindi forse ho più memoria. Ho insegnato proprio la storia del cristianesimo, quindi non dimentichiamoci che Giovanni Paolo II è stato fatto a pezzi per buona parte del suo pontificato. La prima parte, certo. Tutta la prima parte del pontificato, certo, ha rappresentato una rottura clamorosa. L'elezione di questo Papa, morto Paolo VI, ci fu questa sorpresa di una figura carissima, credo anche qui, proprio a Padova,
che però è stato proprio una meteora. E poi è arrivata dopo un conclave non facile, di cui non si sa naturalmente molto, non credo che siano molto fondate, per quanto mi consta, le ricostruzioni ricorrenti come non lo sono quelle dell'ultimo conclave, ma dopo un conclave certamente non facile, se non altro perché dura dal 14 al 16, viene fuori una sorpresa clamorosa, un Papa giovane come non si verificava da 132 anni. Soltanto Pio IX era stato eletto a un'età inferiore di quella di Wojtyła. Pio IX viene eletto a 54 anni, Wojtyła a 58, che poi per la verità non era un'età molto distante da quella che aveva Luciani, che ne aveva 66, o Montini, che ne aveva 66. Ma è stato il vigore di quest'uomo che ha impressionato, il fatto che venisse da una chiesa del silenzio. A novembre del 78, quando lui va ad Assisi per la prima volta, qualcuno gli grida: la chiesa del silenzio, santità. E il Papa, come colpito da una frustata, si volta e dice: no, la Chiesa non è del silenzio, ci sono io che parlo. Un Papa che ha rovesciato, che ha preso subito in mano, da questo punto di vista, che ha preso il toro per le corna, per usare un'espressione corrente. Un Papa fortemente politico, nel senso migliore del termine. Per incidence, Ratzinger è il Papa meno politico degli ultimi decenni, forse il meno politico, forse bisogna, adesso Luciani è difficile dire che cosa, forse Luciani, ecco, forse Sarto è stato un Papa, Pio X, l'ultimo Papa santo. Wojtyła molto marcato politicamente e anche con un antagonista forte. Un antagonista forte tende a profilare, a disegnare bene il profilo di un personaggio pubblico. È finita invece l'epoca delle grandi narrazioni, delle idee forti. No, secondo Vendola no, comincia adesso. Secondo Vendola no, è vero. No, dicevo, ma non dimentichiamo che appunto si trova a dover fronteggiare invece semmai una nostalgia di grandi narrazioni e di pensiero forte, di cui però non v'è di fatto più traccia. No, io credo che appunto Monestier, secondo me, anche Mamoli è un lettore dell'Osservatore Romano che veramente è da prendere come testimonial per come legge l'Osservatore Romano, ma devo dire che Monestier secondo me ha colto molto bene la caratteristica di questo Papa. È un po' contraddittorio, all'inizio io ho sobbalzato quando ha detto non mette la comunicazione al centro del pontificato, poi ho capito quello che voleva dire, cioè che per lui è più importante, naturalmente, se ho capito bene, è il contenuto, è la dottrina, per usare un termine di comunicazione, è il messaggio. Però non dimentichiamo che lo sa fare come nessun Papa, anche qui bisogna sempre essere molto cauti, ma lo sta facendo benissimo, cioè si fa capire. Questo probabilmente è il motivo, e qui credo che siamo d'accordo tutti e tre, uno dei motivi principali per cui viene attaccato, perché si fa capire, si fa capire. Parliamo di pedofilia e della polemica che è durata moltissimo, quindi uno stress lunghissimo come esposizione mediatica per la Chiesa e in particolare per questo Papa, che stranamente si è trovato a pagare pegno per un silenzio che durava da tantissimi anni e che, non dico inascoltato, ma forse non del tutto valorizzato, diciamo così, per anni aveva
aveva cercato di rilevare la portata e la gravità del fenomeno. Si è arrivati, mi pare, a un passo significativo con la lettera agli irlandesi e anche, io credo, con l'idea che vada deferito all'autorità civile, fatto salvo ovviamente l'autonomia del processo canonico, il sacerdote, il prelato che si renda colpevole di abusi sessuali su bambini. Su questo vorrei sentire il vostro parere, una valutazione. Adesso mi sembra si sia in curva discendente, diciamo. Com'è? Che sia in curva discendente non lo so. No, non parlo di reati, ma parlo... No, dico come valutazione non tanto del fenomeno, ma come dire, questa capacità di porre e rendere pubbliche vicende che un tempo non si sarebbero nemmeno mai discusse pubblicamente ha provocato degli effetti che non so quando riusciremo a valutare appieno. Comunque io me la cavo veramente con una risposta secca. Io penso che abbia fatto bene, che abbia fatto benissimo, mi piace come l'ha fatto, condivido le ragioni per cui l'ha fatto e sono anche d'accordo su una cosa dalla quale la Chiesa si deve ben guardare. Il Papa dice questa ondata di fango che ha coperto la Chiesa non deve diventare lo strumento per attaccare in continuazione la Chiesa. Questa cosa, questo dramma ha delle dimensioni, delle proporzioni che stiamo valutando, che neppure io sapevo che fossero così grandi, ma certo la Chiesa è anche altro. Il guaio è che molta parte del dibattito, specie nei paesi dove la Chiesa cattolica ha, diciamo, dei competitor, finisce per accentrarsi soltanto su questo tema e francamente questo non è positivo, non mi pare che sia molto sereno neanche nello sviluppo del dibattito. Io penso che ci sia voluto un coraggio e credo davvero che quando parla di un forte dolore interiore che si porta dietro ogni giorno, penso che dica la verità, credo che sia un peso fortissimo da sopportare, quindi io su questo nulla da dire se non che gliene va dato merito e credo che negli anni questo risultato si vedrà. Uno degli aspetti che ci ha fatto riflettere, direttore Viani, sì, prego, Massimo. Sì. Della pedofilia, concordo con il collega Monastieri e aggiungo una cosa. Intanto la verità, certo, perché il suo motto era corporatores in veritatis già da quando era vescovo. È uno che sostiene che la Chiesa non deve essere apparente, quando lui diceva non comunicare, ma trasparente. Quello che mi è piaciuto, e forse anche questo gli ha creato dei nemici, ma secondo me all'interno della Chiesa, è il modo in cui lui ha reagito, cioè lui non ha reagito gridando al complotto, cioè sia nella lettera ai vescovi irlandesi, a Fatima, o anche quando si rivolge alla folla in piazza San Pietro, l'associazione organizzata la manifestazione di solidarietà dalle associazioni cattoliche. Lui non ha mai usato questi termini, anzi ha spostato l'attenzione sull'interno, cioè sull'interno della Chiesa, sui peccati della Chiesa, invocando penitenza, polizia e conversione, quando magari forse qualcun altro si sarebbe aspettato un attacco a, come dire, ai presunti, non che non ritenesse che ci fosse un attacco nei confronti della Chiesa, però ha guardato all'interno perché lui è convinto, secondo me, che questa è l'unica maniera per rendere la Chiesa più credibile. Scusa, ti interrompo perché questa diapositiva mi fa porre una domanda, spero sarete indulgenti. Perché la riscoperta e la rivalorizzazione di indumenti rinascimentali che richiamano a un fasto? Posso rispondere io? È stato un caso, vabbè, è giusto, sì, è stato assolutamente una fatalità, devo dire, tant'è che poi dopo la grande discussione che c'è stata l'ha preso e l'ha riposto esattamente dove l'ha trovato, no? Ma dunque, il Camauro l'aveva ritirato fuori dal... Fra l'altro fa la gioia dei colleghi fotografi. Sì, sì. Il Camauro era stato Giovanni XXIII, che è questo copricapo un po' particolare. Io ne ho uno simile... E lo mette, direttore? No, l'ho portato, ce l'avevo quello il cappelletto di lana. Ah, quello alla Jack Nicholson. Non rosso senza ermellino, che tra l'altro credo sia finto l'ermellino, ma insomma non lo so. L'ha spiegato, no, io dicevo, Monestier che ha letto benissimo il Luce del Mondo, il libro, si ricorda sicuramente, ecco perché dicevo, può rispondere lui, gliel'ha chiesto Sebald e lui ha detto, dice, ma faceva freddo, me l'hanno presentato
e me lo sono messo. Il problema è che gliel'hanno fatto talmente male che sembrava Babbo Natale, quindi un era piuttosto infelice come realizzazione, mentre a Giovanni XXIII stava benissimo il Camauro. Quindi... Direttore Vian, torniamo alla riflessione anche che ha innescato lo scandalo della pedofilia, quindi anche una riflessione sul reclutamento, io credo, del personale che lavora dentro la Chiesa, consacrato ma non solo, e anche una riflessione sui temi dell'affettività e della sessualità che fra l'altro con Dio e Amore questo Papa ha già iniziato in profondità, sottolineando come la dimensione dell'agape non possa assolutamente rinunciare alla dimensione dell'eros e come non sia un bene per nessuno essere soli. Sì, due elementi importanti in quello che lei ha detto adesso. Il problema della formazione del clero è un problema che il Papa avverte moltissimo, anche perché per gran parte della sua vita, dall'inizio degli anni 50, nel 51-52 fino al 77, quindi fanno quasi 30 anni, 26-27 anni, quello ha fatto, cioè ha insegnato a futuri preti o a preti giovani. Purtroppo da una quarantina d'anni a questa parte, in un quadro di declino culturale del mondo occidentale, padre Ciman sicuramente ne sa qualcosa, anche la formazione ecclesiastica è crollata. Ma come qualità o come quantità, come monte No, di come qualità. Adesso si sta un po' invertendo la rotta, quindi questo problema della formazione del clero è fondamentale. Nella lettera ai cattolici d'Irlanda ci sono dei cenni a questo quando lui descrive i disastri causati dalla disattenzione al diritto canonico, per esempio, che veniva ritenuto troppo distante dal Vangelo, mentre è quello che assicura i diritti della persona all'interno della Chiesa, e via discorrendo. L'altro, ancora più importante, è il discorso appunto della sessualità, della dimensione, lei l'ha accennato benissimo, non soltanto agape ma anche eros, anzi prima eros e poi agape. Cioè l'amore umano è un amore complesso, appunto la prima parte della Deus Caritas Est, la prima enciclica, quella programmatica del pontificato, da questo punto di vista è impressionante. A questo però, a questa dimensione della valorizzazione della sessualità ha contribuito enormemente, aprendo molto, il suo predecessore immediato, Giovanni Paolo II, con la serie di discorsi rivolti durante le udienze generali del mercoledì sul corpo, sulla sessualità. Io non sono uno specialista di questi temi, ma è universalmente noto che ci sono fortissime aperture su questo, e la citazione esplicita, per esempio nel libro Intervista, è all'Umane Vitae di Paolo VI, che non è l'enciclica della pillola, banalmente l'enciclica della pillola, è un'enciclica, è un documento sull'amore umano, sulla importanza dell'amore umano, sul pericolo della manomissione delle fonti della vita. Le chiedo
se a suo giudizio certe diciamo, sviste o incomprensioni con la stampa possano essere state originate anche da una dinamica, da una lotta di poteri all'interno della curia, che essendo un'aggregazione umana è certamente soggetta a scontri di personalità o di interessi, però si è visto questa polarizzazione Bertone-Bagnasco come una lunga ombra che può provocare dei guai e disassare in qualche modo i rapporti. Che ne pensa? Dunque, intanto formalmente quello che lei accenna, cioè la dialettica tra segreteria di Stato e conferenza episcopale non sarebbe all'interno della curia. Perché, ha ragione, mi scusi, ho detto una sciocchezza, ha ragione. È una dialettica che c'è sempre stata, perché al tempo in cui era segretario di Stato Sodano e presidente della Conferenza Episcopale Italiana Ruini, la dialettica c'era forse anche più accentuata. Quindi da questo punto di vista è un po' naturale, anche perché sono organismi che si occupano più o meno delle stesse cose, per dirla un po' semplicemente, ma con competenze diverse, con accentuazioni diverse. Si inserisce poi la novità di un documento Apostolos Suos che Giovanni Paolo II fa pubblicare al prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Ratzinger, sui poteri delle conferenze episcopali, in qualche modo diminuendoli, perché probabilmente sia Wojtyła che Ratzinger erano ben consapevoli del rischio rappresentato da enormi strutture, pensavano soprattutto senza nulla detrarre agli amici tedeschi, alla conferenza episcopale della Germania, che è una struttura enorme, ha un bilancio nettamente superiore a quello della Santa Sede e via discorrendo, quindi diventa rappresenta un rischio di burocratizzazione. Poi è chiaro che la Chiesa è un'istituzione nella sua autorappresentazione di diritto divino voluta dal suo Signore, ma nello stesso tempo è rappresentata da uomini. Anche tra i primi seguaci di Gesù si sa come è andata a finire. Quindi, e poi è notissima la frase di Talleyrand, che era stato vescovo di Autun, che reagì un po' piccato all'imperatore che criticava, che minacciava di distruggere la Chiesa. Dice: Maestà, dice, se non ci siamo riusciti noi in 18 secoli, non sarà certo lei. Certamente, se tiene cartello da 2 millenni. E poi aggiungo anche che, essendo stato molto tempo a Roma, ha avuto modo di conoscere bene tutte le grandezze e tutti i limiti della Chiesa romana, tant'è che in un altro suo scritto fa capire chiaramente di sapere da quali insidie si deve guardare, e credo anche che nei primi anni del suo papato abbia fatto, come dire, un ripulisti di notevoli proporzioni, aumentando il numero di collaboratori di sua fiducia e, come dire, destinando ad altri incarichi quelli che forse vedeva come un pericolo per la linearità della sua struttura. E poi mi pare che sia in corso anche un processo di, come dire, di sburocratizzazione dei momenti di condivisione, diciamo così, collettiva, che sta già dando i suoi primi frutti. Ha accorciato per esempio i tempi di queste riunioni, che diceva, io quando ero lì non capivo perché durassero così tanto, che poi alla fine nessuno parlava, stavano tutti ad ascoltare qualcuno e dopo un po' forse si annoiavano, anche perché presumo che anche a loro capiti, e quindi insomma devo dire che l'impressione che non domini la macchina, io ecco quella proprio non ce l'ho, in questo è veramente tedesco.
Motu proprio di fine dicembre, adesso lo IOR è nella white list e quindi è soggetto a tutte le regole di trasparenza. Quella è una rivoluzione vera, non a caso tutti i grandi giornali finanziari internazionali, e anche i nostri, ci hanno aperto, con forse grande stupore dei media italiani che sono rimasti un po' sconvolti da questa cosa, cioè introdurre un principio di trasparenza, di chiarezza nelle finanze vaticane, di tutti i generi, nel sistema bancario, che ha dimostrato, no, vi ha molti punti di vulnerabilità e insomma che ha generato molte sofferenze, nonché qualche scandalo e qualche ammanco. Quella è stata una cosa clamorosa che non si è mai vista nella storia della Chiesa. Questa è una cosa che credo che anche questa cambierà molto, e penso che ne vedremo i risultati. Sicuramente un altro scandalo tipo quello che ha attraversato lo IOR in più occasioni non ce l'avremo più, almeno questa è la speranza. Domande? Fra l'altro la Caritas in Veritate rimette al centro, insomma, anche un'economia che non sia mai disgiunta dal lavoro, e una ricchezza che non sia mai disgiunta da un processo produttivo concreto, e una finanza che non sia mai disgiunta da un processo deliberativo controllabile dai cittadini. Anche questo è stato molto apprezzato in alcuni ambienti economici, meno in altri ambienti economici. Prego. Vorrei sentire un commento a proposito di un documento che ho letto recentemente, che si riferisce alla situazione negli Stati Uniti, dove sembra che l'aspetto della pedofilia sia nell'ambito cattolico molto meno importante quantitativamente di quanto invece non lo è in altre chiese, diciamo protestanti, anche non protestanti. Allora, mentre è nata la polemica, è nata una forma di accusa, no, alla Chiesa Cattolica, alle altre chiese non mi pare che ci sia stato niente. Allora, voglio riferirmi anche a un articolo della professoressa Scarafia, pubblicato su, credo mi pare, il Riformista di diversi mesi fa, in cui diceva con dei numeri molto più precisi di quanti io non ricordo, che in realtà la stampa, la maggior parte della stampa, ha considerato che la pedofilia era una cosa brutta solo se era in ambito cattolico. In particolare citava il fatto che, mi pare, il ministro della cultura francese deve aver scritto qualche cosa in cui si dice che insomma anche i bambini hanno diritto a una loro sessualità, e quindi in qualche modo spendeva qualche parola, se non a promozione, perlomeno a giustificazione di certi fatti di pedofilia. E questo scritto io non l'ho visto citato da altri giornali. Grazie professor Rea, se credete possiamo raggruppare qualche domanda, altrimenti una prima risposta su queste sollecitazioni. Prego. Non conosco nel dettaglio il provvedimento sullo IOR, potreste illustrarlo, perché la mia curiosità è un provvedimento che è veramente molto efficace o moderatamente efficace o scarsamente efficace? Grazie. Una terza domanda, se credete. Quando che un sacerdote, cosa succede? Che se tu sei nel cammino dell'amore di Cristo e sei alla ricerca del vero amore, di dare qualcosa alla comunità, a tutto, logicamente dobbiamo, scusi se entro in questa logica, un sacerdote che si è consacrato a Dio e che cammina nell'amore di Cristo
non può dire io faccio a mio piacimento le cose mie personali. E allora ti levi la veste, ti senti in discolpa, ti levi la veste e fai il cammino diverso, in modo anche per la gente che ti veda realizzato in quella direttiva. Parliamo del matrimonio adesso. Esatto, è il matrimonio. E allora non puoi, ecco, io ho sentito anche il caso di Monterosso, anche quello ha fatto i suoi interessi, giusto? Ha tirato le barche, mi sfugge adesso, i remi in barca, adesso alla famiglia, e anni indietro cosa hai fatto? Sono venuto da te a prendere cosa? Ecco, questo voglio dire. Grazie. Allora, risposte, ricapitolando ancora pedofilia, interessante sul motu proprio che riguarda le regole di trasparenza a cui anche lo IOR dovrà ottemperare, e ancora il celibato e anche i recenti casi. A chi tocca? A chi credete? Ma dunque, a proposito di quello che lei diceva sulla situazione degli abusi su minori, pedofilia è un termine che li riassume in maniera anche qui troppo imprecisa. Comunque è un fenomeno, il fenomeno a cui alludiamo è molto chiaro. Le statistiche a cui lei ha alluso sono sicuramente vere, Lo stesso Papa ha accennato molto per transennam, così proprio a volo d'uccello, perché non è questo che preoccupa Benedetto XVI. Diciamo che nell'ambito cattolico il fenomeno sia meno importante che nelle famiglie, che tra gli scout, piuttosto che tra i professori di ginnastica presbiteriani o piuttosto che che in qualche comunità ebraica, conta relativamente. Il problema è che uno scandalo di questo genere è incompatibile con la concezione altissima, con quello che è il sacerdozio cattolico, o il sacerdozio cattolico, diciamo, e con la concezione altissima che ne ha Ratzinger. Ratzinger proprio non riesce a concepire, adesso qui lo accennava Monestier prima, non riesce a concepire come si riesca a precipitare in questo baratro. Ecco perché non c'è tanta insistenza su questo. Noi per esempio non ci siamo mai occupati come Osservatore Romano. Lucetta Scarafia, che è una nostra editorialista validissima, non a caso ha scelto il Riformista, dove è anche editorialista, per fare quel discorso sulla cultura qui sì, cultura della pedofilia. La sua allusione al libro di Frédéric Mitterrand, il nipote dell'antico presidente francese, ministro della cultura, che ha scritto un libro in cui celebra il turismo sessuale sostanzialmente, e questi lì forse tecnicamente bisognerebbe dire l'efebofilia, è un fenomeno culturale che in parte spiega anche l'esplodere di questi scandali, perché è il contesto di sessuomania. C'era un film di qualche decennio fa che dice tutto, Vedo nudo, no? Ormai neanche più quello, perché figuriamoci, non so dove ho letto, forse ieri c'era un'intervista, sulla Stampa di ieri c'era un'intervista a Buffon il vecchio,
in cui si parlava del suo matrimonio con Aidi Campagnoli e dice, beh allora, adesso non ricordo chi firmasse l'articolo, purtroppo ne vedo talmente tanti, che appunto soltanto 50 anni fa nella televisione italiana era rarissimo vedere delle signorine diciamo un poco vestite. Oggi è una cosa all'ordine del giorno. Ma il discorso che faceva Scarafia è molto interessante e viene anche questo ripresentato in Luce del mondo, cioè Ratzinger parla di questa mentalità che ha svilito il sesso, la dimensione sessuale, che invece è talmente elevata che viene usata come metafora per descrivere il rapporto tra Dio e l'uomo. Cioè, nelle scritture giudaiche e cristiane, se si deve rappresentare il rapporto tra Dio e il suo popolo e Israele, si usa la metafora sessuale, la metafora matrimoniale. Quindi che questa realtà, tra l'altro santificata da Cristo, venga ridotta in questo modo è qualcosa di mostruoso. Lo IOR. Lo IOR, forse la domanda era rivolta, credo, a Monestier. Io posso solo dire che non si tratta solo dello IOR, questo Monestier lo può spiegare benissimo, è tutta una legislazione che per la prima volta investe tutti gli organismi vaticani e che si richiamano alla Santa Sede. Sì, io anche qui brevizzo molto, si tratta di un'operazione di trasparenza che rende più simili le strutture finanziarie vaticane ai grandi complessi bancari internazionali, così per ridurla al limite. A voler essere cattivelli era anche un passaggio ineludibile, nel senso che non si poteva più avere un'interfaccia bancario-finanziario se non si rientrava nella white list, quindi con tutti i parametri che essa prevede. Sì, però era Molto al di là, sì. molto al di là, ha coinvolto tutti Vabbè. gli organismi Sì. e il Sole 24 Ore ha scritto hanno esagerato. Sì, diciamo che hanno fatto molto più di quello che ci si sarebbe potuti aspettare, e in ciò è costituito lo shock col quale è stata affrontata l'operazione. Rispondo anche sul prete di Monterosso. Ora, è un po' improprio dire che lui ha preso una strada, è stato invitato a prendere, è stato ridotto allo stato laicale proprio da questo pontefice, perché forse non se ne poteva più. Lì è un po' un percorso diverso, non so se è un caso, come dire, da raccontare, è più una storia privata e personale che una storia di un uomo di chiesa. Sì, sul tema del due pesi, due misure, no? Cioè perché tanta enfasi, tanta attenzione ai casi di pedofilia che investono il clero cattolico e molto meno l'intervento che faceva il Signore. Non è un tema che non è stato trattato, è un tema che si è posta anche la stampa americana e sul quale sono intervenuti anche dei vescovi. È nota la fortissima polemica, per esempio, avviata dall'arcivescovo di New York Dolan contro il New York Times, che sicuramente è stato tra i quotidiani americani più aggressivi su questo tema, dove appunto ha accusato in maniera molto precisa, molto netta, la linea del giornale, ritenendo che ci fosse appunto due pesi, due misure. Lui in realtà in questo caso non si riferiva al paragone Chiesa Cattolica, Chiesa Protestante, ma non a caso secondo me lei ha fatto l'accenno alla comunità ebraica, ma al fatto che per esempio di alcuni episodi all'interno della comunità ebraica, di alcuni rabbini, ecco, di questo il New York Times non aveva parlato. Però concordo perfettamente con il direttore Vian, non è questo che preoccupa Benedetto XVI, è proprio il fatto dell'inconciliabilità che è inconciliabile con quello che lui pensa sia la figura del rappresentante di Cristo sulla terra. Vorrei riprendere da quell'accenno che avete fatto al viaggio di Papa Benedetto in Africa e alla conseguente polemica sul profilattico.
Allora, a me desta tristezza, ma in fondo comprendo le polemiche giornalistiche, gli stravolgimenti, i travisamenti delle parole del Papa. Insomma, anche i giornali devono vendere, quindi certi argomenti aumentano forse le vendite. Ciò che invece fatico a comprendere, o meglio, vi farò poi una domanda a tal proposito, come anche certi governi abbiano potuto, sulla base di dichiarazioni che evidentemente non hanno letto, esprimere giudizi di critica o addirittura portare in Parlamento, come è venuto al Parlamento europeo, mozioni di censura contro il Papa, che per fortuna non sono passate, ma comunque quella votata in Parlamento europeo ha preso 199 voti. Allora, siccome basta, poco fa si diceva a proposito del Santo Padre e il caso Williamson, che bastava che qualcuno in curia guardasse, verificasse su internet e poteva rendersi conto di quella situazione un po', diciamo così, anomala, ma anche i parlamentari europei o chi ha avanzato quella mozione poteva leggere il testo del Papa e avrebbe potuto comprendere che non c'era nulla di così minaccioso o lesivo dei diritti non so, delle persone. Io qui non capisco, voglio dire, è malafede o è una superficialità? Il titolo dice attacchi, perché? Gli attacchi a Ratzinger perché? Potremmo anche giocare su questo titolo e dire perché una parte dei cattolici italiani si sentono attaccati, non certamente dal Papa però. Parlavamo, professor Vian, prima della curia romana e dei vescovi. Credo che, sì, c'è stata Ratisbona, Williams, eccetera, ma sono quelle dinamiche che capitano in ogni papato, no? Ma invece c'è un attivismo politico da parte della conferenza episcopale, in particolare di alcuni, c'è stata ma c'è ancora, è ripresa, che non giova qui in Italia, che è considerato un po' il baluardo della cristianità. C'è una parte di cristiani che si sente attaccata. Noi sentiamo moltissimo questa chiamata del Papa alla militanza, la viviamo nelle parrocchie, però ci sentiamo offesi, umiliati dal non rispetto della separazione dei poteri fra Stato e Chiesa, e credo che questo di riflesso vada a toccare invece una figura di un Papa che noi amiamo moltissimo, che rispettiamo moltissimo. Io per esempio, più di quanto mi è più simpatico di Wojtyla, perché è più timido caratterialmente, e la sua non mediaticità, adoro questa sua non mediaticità, lo sento più autentico. Lui non era un attore, lui è un uomo timido. Mentre invece, ripeto, questa invadenza politica che distingue fra i cattolici buoni e i cattolici cattivi, questo non giova e, ripeto, va forse a toccare una figura che invece non deve assolutamente essere toccata. Grazie. Buonasera. Volevo provare un po' provocatoriamente a capovolgere un attimino i discorsi che sono stati fatti adesso, dicendo che a volte ho la sensazione che tanti cattolici che attaccano il Papa. Credo che questo Papa non sia, se si parla di comunicazione, spesso purtroppo, a mio avviso, non sia capito dagli stessi cattolici. Non ricordo quale giornalista in un quotidiano definiva questo Papa, ridimensionandone un po' la portata, diceva è più un dogmatico che un teologo. In ogni caso mi sembra che a volte sia la Chiesa, anche il clero a volte, abbia la tendenza a essere troppo poco dogmatico e che quindi senta un po' di avere i piedi in una scarpa troppo stretta a volte. E non so, io la respiro un po', anche una certa, non dico avversione, sarebbe sicuramente eccessivo, però
così un certo distacco nei confronti di questo Papa, che a volte si pone in maniera molto lucida, in maniera molto razionale, ma anche in maniera molto ferma, molto rigida. Io penso anche forse agli aspetti legati un po' alla liturgia, al modo di pregare, al fatto stesso delle polemiche che ha suscitato, un po' il riesumare un certo tipo di abbigliamento, eccetera. Ecco, tutto questo all'interno del mondo cattolico a volte ha suscitato, è stato un motivo per attaccare una figura su aspetti molto banali, se vogliamo, però che poi toccano secondo me la sostanza della cosa, il rigore e la dottrina e il dogma, che non mi sembra poco per un cristiano. Sì, parto dall'ultima che mi prendeva molto, cioè il tema anche del Papa non capito o criticato, no, dagli stessi cattolici. Io ho l'impressione che molto spesso anche nello stesso mondo cattolico, come dire, ci si lasci contagiare da questo radicalismo enfatico, no, misto ad acrimonia, questa ideologia diffusa, questa ovvietà ideologica perché è molto diffusa, cioè, come dire, criticare il Papa perché così fanno tutti. Cioè, mi è capitato come dire, di andare a convegni organizzati da istituti religiosi in cui, tra l'altro cosa che non è capitata solo a me, in cui trovi per esempio all'inizio sui banchetti dei libri o dei testi che criticano il Papa, che è paradossale. Quindi, e questo non per, come dire, per dei nobili motivi, appunto, ma per un'ovvietà ideologica. Mi sono perso la prima domanda. Il rapporto tra Unione Europea e in questo caso Chiesa Cattolica, a proposito mi pare si parlava del profilattico, ma si è arrivati a un nuovo punto, diciamo, di attrito anche per quanto riguarda l'educazione alla sessualità tra dichiarazione del Papa e orientamento dell'Unione, che invece promuove dei programmi in questo campo. Ancora una volta, appunto, l'intero ragionamento del Papa era che si tende a un'educazione all'affettività che è improntata a un'antropologia che prescinde spesso dai valori propri delle religioni. Rispondo alla penultima, che è il tema della separazione tra virgolette, no, di potere. Allora, effettivamente c'è un conflitto all'interno del mondo cattolico su questo punto, perché gli attacchi al Papa, alcuni nemici della Chiesa, sono anche tra chi ritiene che, come dire, il ruolo della religione debba essere, come dire, che non riconosce un ruolo pubblico alla religione, cioè che non abbia diritto di intervenire nel dibattito pubblico. Quando parlavo della laicità positiva intendevo proprio questo, cioè che la religione sia un fatto sentimentale e privatistico, cioè fa più comodo una chiesa buonista ridotta ad agenzia sociale in cui un Papa fa degli appelli generici rispetto ad una chiesa che interviene direttamente sul campo. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, il Papa è attaccato. Passo la parola ai colleghi sulle altre risposte, perché parlo solo io. Sul Parlamento europeo una semplificazione anche qua è necessaria. Intanto spesso si vota in una direzione piuttosto che in un'altra per una questione politica, ideologica, per questioni di posizioni e non perché si valuta attentamente il contenuto. Il Parlamento europeo rappresenta una sensibilità molto diversa rispetto a quella italiana, rappresenta paesi in cui i cattolici non sono sempre la maggioranza, anche nella stessa Germania più o meno, insomma, il paese è spaccato a metà, e ci sono paesi in cui la separazione fra lo Stato laico e i culti di qualunque genere si siano molto forte, quindi lì dentro ci sono sensibilità anche radicalmente diverse dalla nostra, per cui se si alza qualcuno che dice dai censuriamo il Papa, sicuramente un centinaio che la pensano in un altro modo, che dicono sì censuriamolo, senza sapere perché c'è e si trova. Questo capita anche nel nostro Parlamento per cose molto più semplici e meno alte di questa, per cui figuriamoci là. Per quanto riguarda i passaggi, la nostra comunicazione di questo scorcio di secolo e della fine del secolo scorso è una comunicazione molto veloce, fatta per sintesi e per ragionamenti elementari, fatta per pensierini come quelli delle elementari. Per cui un ragionamento molto articolato come era quello sul condom, ma anche l'ultimo esempio che è stato fatto, quello sull'educazione a scuola, che era un ragionamento
condivisibile anche da chi come me la pensa in un altro modo. Era un ragionamento assolutamente, non dico neutro, ma logico dal suo punto di vista. È stato decontestualizzato e semplificato, ridotto all'osso. Ora, quello sul fatto che un certo tipo di educazione fatta ai bambini può creare, come dire, nelle famiglie con un certo orientamento delle perplessità, delle difficoltà, insomma, perché poi il ragionamento era molto più complesso e, ripeto, secondo me poteva andare bene a tutti, secondo me anche chi è di un'altra religione o chi è ateo, dico io, insomma era un ragionamento secondo me molto sensato. Il punto è che forse i tempi e la velocità della comunicazione vaticana sono diversi da quello del resto dell'informazione. Ora, o il Vaticano prende atto che le cose vanno anche un po' in questa direzione, quindi cerca di evitare il più possibile dichiarazioni che possono essere poi banalizzate, quindi dar corso a un incidente diplomatico, oppure noi entriamo nell'ottica che i ragionamenti del Papa vanno seguiti con maggior cautela e non vanno banalizzati. Vedo via anche sta per fare, del resto l'ho detto apposta, se no, perché forse qualcosa nella comunicazione va un po' affinato, questo sì, però. Dunque, partiamo da quest'ultima provocazione molto intelligente di Monestiero. Si riferisce a questo discorso al corpo diplomatico che mi pare sia dunque oggi che giorno è? Il 17, di una settimana fa, il 10 gennaio, il Papa riceve il corpo diplomatico, uno dei corpi diplomatici più rappresentativi al mondo, ci sono 178 paesi rappresentati, fa un discorso tutto centrato sulla libertà religiosa. Un discorso molto concreto in cui prende di petto, ma in maniera ovviamente, perché è un discorso fatto tutto infiocchettato dalla seconda sezione della segreteria di Stato, che è il discorso, diciamo, è il discorso al mondo di incoraggiamento alle autorità del Pakistan perché abroghino la legge sulla blasfemia, mai avvenuto prima. Un discorso molto incisivo con nomi e cognomi, facendo tutti i casi dei paesi dove la libertà religiosa è messa in pericolo o non esiste e via discorrendo. C'era un passaggio dove, perché poi il Papa parla anche delle minacce alla libertà religiosa in Occidente, una certa intolleranza culturale, e dice ci sono come l'imposizione di corsi di educazione civile o sessuale. Anche lì la solita agenzia, nella fattispecie le precedenti, il primo nostro motto è a ciascuno il suo, unicuique sum. Prima alludevo per Ratisbona all'ANSA, poi il discorso sul preservativo alla France Press, in questo caso è stata l'ADN Kronos. Fa il lancio, il Papa dice che l'educazione sessuale mette in pericolo la libertà religiosa. Basta nominare, diceva un vecchio giornalista mio amico che stava alla France Press, Bruno Bartoloni, che firma sul Corriere della Sera, dice guarda, due cose vendono nei giornali, gli animali e il sesso. Quindi il lancio sull'educazione sessuale in Italia ha creato il caso. Il giorno dopo mi telefona padre Lombardi, costernato, dice ma qui non è possibile, dice ma che cosa si può fare, che cosa non si può fare. Poi alla fine, era fine mattinata, dice ma domani vediamo cosa fare. All'indomani cos'è successo? L'Unità ha pubblicato un articolo di fuoco nella rubrica Settimo Cielo, che è tenuta da un ecclesiastico, Filippo Di Giacomo, non particolarmente tenero, è un commentatore che è difficile incasellare, è difficile definire. Diciamo che questo va anche in qualche modo a suo onore. Un articolo di fuoco
contro la stampa italiana che aveva stravolto le parole del Papa. Io l'ho ripreso. Grazie a tutti voi che avete seguito questa apertura del corso di Cultura 2011 degli ex alunni dell'Antonianum, imperniato sui temi della comunicazione questa sera e in generale sul rapporto tra società civile e cristianesimo.